Bisogna ripartire, lo sport non può fermarsi e questo è un segnale forte che deve arrivare a tutti. Covid o non Covid, i giochi per la Coppa d'Oro delle Dolomiti, una delle corse d'auto d'epoca più famose al mondo, sono ufficialmente aperti a Cortina d'Ampezzo con i ben 78 equipaggi iscritti che proprio in queste ore si stanno avvicendando al Miramonti Majestic per le verifiche tecniche del caso. Una partecipazione straordinaria, addirittura maggiore rispetto al 2019, questo è il dato più sorprendente, anche se mancano all'appello diversi stranieri. Lamentiamo purtroppo una mancanza di alcuni equipaggi stranieri che ci sarebbero stati, ma lì cambiano addirittura le difficoltà perché un americano ha dovuto disdire perché non lo fanno uscire dagli Stati Uniti e queste sono le storie di tutti i giorni che conosciamo. Accanto all'ACI anche i comuni di Belluno e Cortina con la provincia che hanno patrocinato l'evento che di fatto dà il via alla stagione ampezzana, ma non solo, visto che la Coppa si svolgerà nei luoghi più belli del bellunese, non solo Cortina ma anche Feltrino, Comelico, Valbelluna e i luoghi dell'Agordino dove il passaggio delle auto d'epoca avrà molteplici significati. E prima di ritornare a Cortina si va a Roccapietore, si fa la strada di Digonera, una delle zone e delle strade più colpite dalla tempesta Vaia di 2 anni fa.